Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signori e signore, all'ascolto, benvenuti. Cos'è sta roba? Pescivendolo? Cosa vuol dire pescivendolo? Mi sembravi uno di quelli al mercato che devono vendere mele, oggi mele, pesce fresco, pane fresco. Dai, falla tu allora, dai. Signori e signore, benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Cioccolette! Le chiacchiere perfette, dove si parla di tutto e di... No, il podcast delle chiacchiere Ah, perfette. ho sbagliato. Vabbè, dai. Allora, non importa, aspetta. No. 3, 2, 1. Signori e signore, benvenuti ad una nuova... Dai, basta, bando alle ciance le bande. No, aspetta, no, mi dà fastidio, devo farla. Aspetta. Ok, dai, falla. Silenzio, Io aspetta. Sì. Io faccio solo la mia Ok. solita parte. Ok, sì, esatto. Signori e aspetta. Signori e signore, benvenuti ad una nuova puntata di Cioccolette! il podcast delle chiacchiere perfette. Dove si parla di tutto e di... Boh, ciance alle bande, bando alle ciance, che qua abbiamo perso già abbastanza tempo. Dove ci troviamo oggi? Allora, oggi siamo nella nostra cameretta, solita cameretta, ma con la testa dove siamo? A Bruxelles. Bruxelles, capitale di? Belgio. Ma mi volevi fare quell'inganno della preposizione di anziché del per fregarmi? Esatto, mi hai scoperto. Non ce l'hai fatta. Comunque fai troppo ridere perché hai un Ciuffo. un ciuffo tipo altissimo e drittissimo. Aspetta che mi sistemo, dai. Ecco, adesso sei perfetto per una nuova puntata di Cioccoette. Prima di portarvi con noi nel nostro viaggio a Bruxelles, e ce ne sarà da ridere. E come ce ne sarà da ridere? Allora, vi anticipiamo intanto che volevamo parlarvi di questo viaggio, che ormai è stato un bel po' di tempo fa in realtà. Ormai è stato mesi fa, mi sa. È stato 2 mesi fa più o meno, però ne sono successi di tutti i colori. Di ogni. Però diciamo che rispetto agli altri viaggi, zero sfighe. Sì, a parte l'inizio, però A adesso parte vi raccontiamo. Lo quindi- so che volete tutto subito, ma dovete un attimo aspettare. E quindi abbiamo detto tra di noi, amo, ma non abbiamo neanche ancora parlato del nostro viaggio a Bruxelles, quindi questa è l'occasione ottima. Tac. Giusto? Esattamente, però prima un attimino, perché volevamo ringraziarvi. Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno commentato la scorsa puntata dicendo tanti auguri a Cioccoette, perché Cioccoette ha compiuto 1 anno, ragazzi, ma vi rendete conto? Per me è Guarda. ancora impensabile come cosa. Cioè, mi sembra ieri che ci mettevamo tipo in salotto a cercare di capire che cosa fare con un podcast. Incredible. Incredible. Pazzesca. Pazzesca. No, aspetta, si dice. Tremendi. Tremendi. And now... Sì. Cosa c'è? Ciacco cheers. Ciacco cheers, ovvio, anche perché ho fame. Ho fame. Ciacco cheers. Ragazzi, ovviamente, come potevo non portare per Ciacco cheers di oggi un bel piatto di patatozze, patate fritte tipiche del Belgio? Posso dire che sono proprio buone le patatine. No, ma io le amo. Le patatine, la patata in sé è buona in qualsiasi contesto, cioè Ma- nel senso sia fritta che lessa. Sì, è vero, al forno, arrosta, patate Sì. arroste. Ma tu preferisci maionese o ketchup? O salsa rosa? Allora. O salsa barbecue? No, io ho un altro quesito da farti, dopo ti rispondo a questa domanda che mi hai fatto. Ma la salsa rosa per te è il miscuglio Sì, di maionese e ketchup? certo. Ma è veramente questo? Sì. E quella che vendono al supermercato che cos'è? È già mixata. Ma sei sicura? Sono sicura al 1000%. Perché? Perché sì? No, secondo me no. Secondo me la salsa rosa di per sé è una cosa a sé stante. No. Ci siamo noi da bambini inventati che maionese... Tu mescola maionese e ketchup. Eh sì, il colore viene fuori rosa. Ma oltre a quello, il gusto è lo stesso della salsa rosa che c'è già in Non lo so, tubetto. io non lo so, io ho questo dubbio. Vabbè, dai, cercheremo, va bene? Tu cosa preferisci, maionese o ketchup? Ketchup. Anche io. Ketchup è più buono. Anche se
Secondo te fa più male il ketchup o la maionese? Tutti e due. Fanno schifo tutti e due. Però posso dirti una roba? Io vivrei di salse. Ma assolutamente. Io adoro quella dell'Old. Ah, buona. No sponsor, però cioè era proprio... Cioè è buona la salsa dell'Old Wild West. Che anche quella è rosa, no? Ma c'è una salsa che fa schifo? Sì. No. Quale? Il creme. No, anche la senape non mi piace tantissimo. In certi contesti è buona però. Certi. Tipo, con la mortadella è buona. Avevamo mangiato un cicchetto una volta con la senape. Ti dico, aveva la mortadella e la senape. Infatti, perché mortadella e senape, la morte sua, mi sa. Però, raga, io vi sfido a provare il crane. È pesante, è pesante. Sai secondo me a che cosa assomiglia un sacco? Mhm. Al wasabi. Sei lì? Sei lì? Al wasabi? No, ma sei lì col gusto secondo te? Sì. Perché io il wasabi penso di non averlo mai provato perché parto già col presupposto che è piccante. È uguale. È uguale. È uguale. Beh, cavolo, l'ultima volta che ho mangiato il sushi non lo sapevo, ma c'era sopra al sushi un tocco No, era di... sotto. Ah, sotto, vabbè, quella roba lì. Un po' di wasabi, ma sì. un bel po'. Ho messo in bocca il sushi. Non mi sono mica ritrovata che avevo tutta la parte alta della testa infuocata. Ma il cervello. Amo, cava via sta patatine cervello. fritte. Cava via sta patatine fritte perché sennò te le mangio tutte prima Dai. della fine della puntata. Cavo via. A proposito di patate fritte, però, qua ci vuole un po' di excursus storico. Lo facciamo mentre beviamo un sorso di birra. Ah, ma perché abbiamo portato la birra? Perché, vabbè, raga, Nord Europa la birra è un must. Germania... No, ma anche in Belgio, cavoli, Beh, ma Belgio non è Nord Europa. Sì, ma ora. hai detto Germania. Sì, vabbè, Nord Europa in generale. Ok, ma fai l'esempio del Belgio? Sì, Dato che è la puntata del Belgio. Va bene. Cin cin. Mm. Tu bevi pure? Ovviamente ricordiamo che è birra analcolica. Sì, in questo esatto. caso. 0 gradi. Anche se penso che i belgi non siano d'accordo. No, esatto. Penso che infrangiamo una regola importante, però non importa. Ma poi, secondo te, come cavolo fanno a fare la birra analcolica? Vabbè, adesso mi stai facendo delle domande un po' too much. Dai, cambia. Anche perché stiamo un po' sviando. un Beh, po' c'è anche il vino analcolico, Stiamo sviando un po' dal tema della puntata. Dai. Excursus storico sulle patatine fritte. Allora, in realtà devi sapere, amore mio, che il Belgio e la Francia si contendono un po' chi ha inventato. Tatto le patatine. Adesso però scopriremo chi dei due l'ha veramente fatto grazie Ok. al nostro excursus storico. Vai. Le patatine fritte, nonostante il nome French fries, pronuncia inglese perfetta. Sì. Ma che poi perché French fries? Perché sono francesi allora a sto punto. E invece no, Perché sono belghe. nascono in Belgio Ah, ok. Vedi. nel XVII secolo. Quindi nel 1600? Penso di sì. Nella valle della Mosa. Ok. I pescatori, durante gli inverni rigidi, quando il fiume gelava, Ma avanti. iniziarono a friggere al posto del pesce le patate fritte. Ok. La doppia frittura, tecnica tipica belga, per quello le patatine in Belgio sono molto croccanti esternamente e dentro morbide, perché c'è la doppia friggitura. Ok. Ancora oggi sono uno dei simboli più autentici del paese, infatti ovunque tu ti girassi c'era un negozietto che friggeva patatine fritte. Vero, vero. Sì, sì, sì. C'erano anche molti barchetti in strada proprio. Esatto, Sì, però sì, posso sì. dire tanta roba. Sì, buone. Tanta roba. Sì. Però noi dove le abbiamo provate? Siamo atterrati e siamo andati da Atelier Frites. Esatto, che è uno dei posti più in... Ma è una catena? No, non lo so. Avrà più negozi forse. Penso che ne abbia 2 o 3, ma Mhm. non sono sicura, forse neanche solo uno,
Vabbè, comunque se mai doveste andare a Bruxelles vi consigliamo di provare Esatto. questo ristorante. Però tanta roba, perché noi abbiamo preso le patatine fritte con sopra tipo lo spezzatino. Si chiamano patatine con Flemish beef stew. Che se ti ricordi l'abbiamo provato anche in Olanda. Allora, io devo essere sincera. Erano più buone quelle là. Avevo preferito il piatto che avevo mangiato in Olanda. Era più easy ed era più buona la carne, La secondo me. carne era più buona. Sì, però Però anche qui tanta roba, cioè lo rimangerei tranquillamente, assolutamente, ma scherzando? esatto, ma stiamo scherziamo. No, erano buone. Ascoltami, ma il nostro viaggio a Bruxelles, partiamo proprio Dagli albori, Esatto, dagli albori. Atelier Fritto è stata il nostro la prima tappa. Ma com'è che abbiamo scelto di andare? Allora, la Irene voleva fare un viaggio, il primo viaggio del 2026. E allora scegli, andiamo di qua, a destra, a sinistra, amo, ma dove andiamo non sappiamo. Siamo cascati a Bruxelles. Perché il volo costava pochissimo. Esatto, abbiamo detto, amo, facciamoci un viaggio di quelli super mega iper wow, a basso... Hai notato? È stata la mia... Ma è stato un rutto che ti è uscito... Sì. Mi sto pisciando. Ma che si sia sentito? Sì che si è sentito. Allora, vabbè. salute, alla Esatto. salute. Stavamo dicendo che abbiamo Ok. No, ma mi ha fatto... Perché mi sono girato, tu stavi ridendo e con la risata ti è uscito. Vabbè. Allora, stavamo dicendo che abbiamo deciso di andare a Bruxelles perché abbiamo detto wow, che bello, i voli costano poco. Quant'è che abbiamo pagato del volo? Non mi ricordo, ma Mi sa relativamente 30 poco. euro, andata e ritorno, ma Sì. andata e ritorno tutto 30 euro. Spiega adesso il perché abbiamo pagato così poco. Perché abbiamo detto, amo, viaggio top, però a basso costo, no? Low cost. Low cost. E cosa è successo? Ci siamo accorti dopo praticamente. Allora, praticamente io prenoto di fretta e furia i voli, i biglietti degli aerei, perché era tipo una promo temporanea, quindi dovevo subito comprare, cioè per forza di cose. Compro, dopo aver comprato i biglietti, vado su TikTok e faccio la primissima attività che faccio sempre. Quella di ricerca. Bruxelles, cosa visitare? Esatto. Chiave di ricerca. Chiave di ricerca. Praticamente, Nel mentre mi stava chiamando un numero di quelli soliti. Va bene, andiamo avanti. Centralinisti. Ovvio, ti pare. incredibile. Bene. Al che, appunto, su TikTok, primo video che esce fuori è una ragazza che dice: non so se lo sapete, ma la maggior parte delle compagnie aeree low cost, PS, noi siamo andati via con Ryanair, quindi È era una compagnia low cost. atterrano all'aeroporto Charleroi, che si trova ad un'ora di distanza da Bruxelles. E indovinate noi per quale aeroporto abbiamo preso i biglietti? Charleroi a un'ora di distanza. Qual è il problema? Che se fai un viaggio di 4 giorni ci sta anche che l'aeroporto sia ad un'ora di distanza, perché comunque c'hai il tempo. Esatto. Ma noi, oltre a fare un viaggio low cost, avevamo ben pensato di fare un viaggio anche lampo. Esatto, un weekend. Solo sabato e domenica? Esatto. Quindi avevamo la partenza la mattina, che cavolo ne so, alle 6? Sì, siamo arrivati là, cos'erano? Le 8 più o meno. Siamo arrivati là alle 8, esatto. E poi alla domenica sera già ci siamo imbarcati per tornare a casa e buonanotte a tutti. Esatto. E al che, bel problema, perché comunque perdavamo parecchio tempo. Sì, perché togliete già le 2 ore di praticamente andata e ritorno con il bus, in più ovviamente il traffico che abbiamo trovato nel mentre, le strade che faceva il bus secondarie pur di non prendere l'autostrada e pagare l'autostrada. Praticamente secondo me 4 ore solo di viaggio ci sono andate, le abbiamo perse, quindi
Cioè, siamo Tutto il stati sabato mattina l'abbiamo perso. Esatto, praticamente noi siamo andati a Bruxelles solo per metterci piede e poi dire va bene, amo, torniamo a casa. No, dai, siamo riusciti a fare parecchie robe. Sì, per fortuna, ma pensa se decidevamo proprio così di farlo veramente lampo, quindi di andarci solo in giornata. No, era impossibile. No, era impossibile. Sì, sarebbe stato molto impossibile. Ecco, quindi prima cosa che imparate da questo video, anzi seconda, oltre all'origine delle patate fritte, Esatto. è È di controllare bene l'aeroporto. Esatto, perché comunque quello di Charleroi non è a Bruxelles, è a Charleroi, se no se c'è Maria... Bruxelles. È che quelli di Ryanair sono furbi che tocca capire. Quelli di Ryanair sono furbi perché ti scrivono Charleroi, Bruxelles, che uno pensa che sia di Bruxelles. Esatto. E invece... Vabbè, a parte questo, arriviamo e cosa ci troviamo? Cosa ci troviamo? La neve. Ah sì, è vero ragazzi, l'ha nevicava tantissimo. Ma tanto, però ha smesso appena siamo arrivati noi. Sì. Quasi, circa. Esatto, anche... Quindi siamo riusciti a visitare. Sì, è stato un trauma preparare la valigia, devo dire la verità, perché non sapevo cosa portarmi, perché comunque avevamo guardato il meteo, abbiamo visto che c'era un tempo un po' instabile tra neve, misto pioggia, però dai, alla fine è bastato, anche perché comunque avevamo solo lo zaino. Ah, è vero, perché ovviamente siccome volevamo fare il viaggio a Cipperia. Sai cosa? No, non si dice viaggio cipperia. Cipperia. Come si dice? Crumiri. Crumiri. Mia nonna dice crumiri. Sai che cos'è una persona crumira? Piocciosa? Sì. No, aspetta. Anche piocciosa. Anche piocciosa in dialetto veneto. E come si dice in italiano? Oddio, come si dice in italiano? Risparmina. Sì, vabbè, insomma, avete capito comunque, avete inteso, una persona che vuole spendere Con le sempre manine corte. con le mani tipo T-Rex. Esatto. Ecco, potete in dialetto veneto potete dire che una persona è piozzosa oppure anche crumira. Crumira. Vabbè, detto ciò, Detto ciò, io sai che cosa ho imparato da questo viaggio? Che a Bruxelles è molto facile prendere le... Dai, metti il beep. Metto per forza il beep adesso. La fregatura. È facile trovare la fregatura dietro l'angolo. Ma se dico incuato Eh, è dialetto, non ho detto parolaccia in italiano. ma è comunque una parolazza, dai. Vabbè, dai, vabbè. Comunque fate attenzione a quello che decidete di fare a Bruxelles perché è molto facile prendere le ve lo dico io adesso. Prima incuata. Il primo museo che abbiamo fatto di Banksy. Concordo. Banksy o Banksy? No, Bansky. Banksy, vabbè. Vabbè, quello lì, quel personaggio. Banksy mi sa che è. Racconta. Niente, siamo stati in questo museo che in realtà secondo me era letteralmente un piano terra di un edificio adibito a una mostra per celebrare insomma la sua arte, ma in realtà non aveva nulla a che fare con lui, cioè nel senso noi pensavamo comunque di trovare anche qualcosa effettivamente fatto da lui all'interno, Ma i no? quadri non erano suoi, erano sempre riproduzioni. Era tutta riproduzione Anche i quadri? secondo me, ma sì, cioè palese. Fatto sta che per chi non lo sapesse, Bansky è comunque un artista che per lo più fa murales, giusto? Esatto, sì, graffiti, sui murales, quindi è molto conosciuto. Sì, però qua è il problema. Che lì era un museo praticamente riproduzione, cioè di quello che fa, non c'era nulla effettivamente di suo. Però ti dico, ovvio che come museo non si possono trovare tutte le sue opere. No, soprattutto Però- perché non è che puoi prendere il muro di un edificio e portarlo dentro a un museo. Però magari chiamatelo E te ne fai fare uno. Esatto, così almeno sai che c'hai la sorpresa alla fine. Eh, Però ecco sì, sicuramente una prima cosa da fare è evitare questo museo, secondo me, anche per il costo, quanto è che avevamo pagato? Tipo 20 euro. non me lo ricordo in realtà, però so che avevamo detto, vabbè, almeno stiamo al caldo dentro, spoiler, faceva un freddo boia anche dentro al museo, quindi Esatto. neanche al caldo siamo stati. Attenzione poi, se decidete di andare in Belgio, Perché? al portafoglio, perché Ah, è tutto molto molto costoso. caffè espresso 3,50 euro. No, e passa anche Sei sicuro? 3,54 euro mi pare, in alcuni posti era anche 4 euro.
Ma ti ricordi quel caffè che abbiamo preso in aeroporto appena Ma atterrati? sì, perché noi abbiamo detto aspetta che facciamo la furbata. Siccome un caffè espresso costava appunto 3,50 € barra 4, anche 4 mi sa, abbiamo detto prendiamo un caffè lungo e lo dividiamo in due, tanto vengono fuori due espressi. Comunque, se mi prendevo un bicchiere di acqua sporca del water, Era uguale. Era uguale. Tra l'altro era deboio. Bollente. E quindi cioè, abbiamo fatto un sacco di fatica a berlo perché ci scottavamo tutta la lingua e per di più mi sa che Tra poco partiva anche il bus per andare a Sì, Bruxelles. esatto. E quindi... Per chi appunto prendesse aeroporto di Charleroi per andare a Bruxelles, molto comodo è Flibco, che è una navetta. Esatto, è una navetta quella che ti porta in un'ora Ecco. in centro, ecco. Vabbè, quindi la prima fregatura l'abbiamo un po' spiegata. Sì. Dopo, La seconda. la seconda No, è la seconda fregatura l'abbiamo già spiegata. quella del caffè? No, Espresso? la prima è stata all'aeroporto, la seconda al museo di Banksy. Scusami. La terza fregatura? E tra poco. Ah, ok, scusami, la vuoi raccontare tu? Facciamo in ordine in base al nostro itinerario. Ok, va bene. Poi dove siamo andati? Siamo andati alla galleria San Uberto, poi siamo andati... e lì abbiamo mangiato i cioccolatini delicious. Ah, è vero, quelli di Pier Marcolini, buonissimi. Buoni. Anche lì quant'è che costava un cioccolatino? 60 centesimi mi pare. Di più, 1 euro? 1,60 € forse. 1,60 € mi Sì? pare, sì. Ma ragazzi, parliamo di un cioccolatino... Era grande come il pollice. Esatto, quindi... Cioè, immaginate andare... Anche perché qua da noi in alcuni bar te lo regalano anche un cioccolatino, magari se ti prendi il caffè. Invece là, praticamente... Vabbè, ma lì erano particolari, dai. Pagavi il cioccolatino del cioccolatiere più famoso, ovvio, però 1,60 €. Però avevano anche dei gusti particolari, dai, erano buoni, amore, non puoi dire di no. Che cioccolatino hai presi tu? Di gusti? Mi sa che uno era col passion fruit, può essere. Sì, che buono che era. E uno col pistacchio e arancio. No, tu hai preso quello col caramello salato. Ah, sì? Sì. Non mi ricordo, può essere. Classico. No, avevo preso anche un cuore rosa. No, quello l'avevo preso io. Vabbè. E vabbè, buoni. Sì, no, per carità, sì. Non economici, però buoni. Vabbè, non c'è nulla di economico a Bruxelles. Poi abbiamo visto la cattedrale di San Michele, Santa Gudula, può essere. Che non voglio ancora capire se si dice Gudula, non si sa. Non ho ancora capito, ma non me ne frega neanche capire. Non si sa, non si sa. Però era molto bella. Sì. Ma racconta un po' dello scivolone che stavi per fare fuori dalla cattedrale. Perché io, ragazzi, sono andato a Bruxelles con delle scarpe che non erano proprio adatte, visto che nevicava e per terra era tutto ghiacciato, sono andato via con le mie Nike. Ho detto, raga, facciamo così. Erano le Nike? Ma tu, le New Balance, scusate, ma tu che scarpe avevi? Io avevo gli Ugg, ragazzi, e devo dire consigliati. Vabbè, ma sai che io... Mi sa che il prossimo anno me Te li compro? Sì, non me ne frega non niente. te ne frega niente. No, perché intanto ti tengono il piede al caldo. Madonna, sì. Più rischi di non morire. Scivolando. Esatto. Vabbè, comunque, ecco, rischiosetto anche sotto quel punto di vista, perché cavolo c'era tanto ghiaccio per Esatto. terra. Ma tu li vedi bene gli Ugg su un maschio? Quelli bassi magari. Petizione per far sì che la gente non pensi più che gli Ugg sono solo da donna. Ma tu sai come sono nati gli Ugg? No. Come sono nati? Fai l'excursus storico. Sì, però questo non è preparato, quindi può essere una caccata. E allora, praticamente da quello che so io, gli Ugg sono nati... No, aspetta, lo so. Però voglio sapere se anche tu la sai uguale a me. Vai. Erano per gli australiani che facevano il surf. Bravissimo. Ok, sì, in realtà sì, allora... Sì, ma tu ti immagini che bello aver appena fatto surf con tutti i piedi pieni di sabbia, sale dell'acqua del mare, onturia varia e mettersi l'Ugg, anche perché non bisognava usare il calzino. No? No, calzino. Sai che puzza. Perché teoricamente l'Ugg, avendo il pelo, stando a contatto con la tua pelle, ti scalda ancora di più. Ma sai che puzza? Ma anche tipo tutti i germi che si formano, che schifo. Vabbè, dai, raga.
Bando alle ciance, ciancio alle bande, dove abbiamo continuato dopo il nostro viaggio. Beh, Delirium Caffè e qui, raga, abbiamo bevuto la birra. una bella birra, anzi due belle birrozze, una alla ciliegia e l'altra pensavamo che fosse Al cactus. perché Al cactus. perché era verdissima, verde fluo. Invece era? Poi abbiamo scoperto, abbiamo detto a tutti, noi abbiamo bevuto una birra al cactus, wow, era meravigliosa, buonissima. In realtà abbiamo scoperto che era al lime, Esatto. non era il cactus. Vabbè. Però vabbè, dai, non importa. Però, secondo... Cioè, allora, a te... Sì. Di Bruxelles, qual è la cosa che ti è piaciuta di più di tutti? Secondo me è quella che è piaciuta di più anche a te, La Tomium, sì. Super consigliato. In realtà noi eravamo in dubbio se andare o meno, Abbiamo fatto bene ad perché andare. era distante. Sì. Oggettivamente, quanto ci abbiamo... Beh, in realtà alla fine non è che ci avevamo messo chissà cosa con la metro. No, perché comunque è collegata abbastanza bene come città, Ci con i avremmo mezzi. messo una ventina di minuti, ma al massimo. Sì. Anche 30. Sì, però ho detto capio, che quello qua, questo qua, dai! Questo qua era quello che mi svangava, e non dico che cosa mi svangava, quando facevo l'itinerario. Prima di partire, dicendo ma tu vuoi sempre fare chissà cosa, tu vuoi sempre fare 1550 cose e dopo sono sempre troppe, facciamo sempre tutto di corsa e non riusciamo mai a fare niente. Ma oggettivamente, adesso mi lasci finire di parlare, sei sempre quella che interrompe. Sentiamo cosa hai da dire. Oggettivamente parlando, quando tu realizzi gli itinerari di viaggio, tu sei la solita che metti dentro tutto, che facciamo tutto, ma io amo fare le cose con la mia calma, non tutto di corsa. Invece te bisogna fare tutto, cioè se ci sono tipo 10 cose, bisogna farle tutte e 10 nel minor tempo possibile, in modo da avere tempo libero magari per fare anche la 11ª. Beh, guarda che se era per me in quei 2 giorni riuscivo a farci stare anche il viaggio a Bruges. Senza comunque tener conto... Bruges è scritto. Senza comunque tener conto che spesso, tante volte, nell'itinerario inserisci delle c***e. Ma perché mi faccio fregare? Mi faccio fregare dai video che trovo su TikTok, che magari ci sono delle robe che sembrano fighissime in video. Poi vai a vederle e sono delle... Lasciamo stare che cosa sono. Tu ti fai fregare dai video di TikTok. Non devi farlo. Devi creare il tuo itinerario in base alle tue conoscenze. Vabbè, però adesso stai un po' divagando. Di la verità, avevo ragione ad andare all'Atomium o no? Sì, è stato molto bello, ve lo consigliamo. L'Atomium è una struttura realizzata in occasione dell'Expo quando è stato in Belgio. Lo sai che mi stai rubando un excursus? Sì. Te lo lascio a te. Ok. L'Atomium, ragazzi, è stato costruito nel 1958, che comunque, se andate a vedere online le foto, considerando la struttura come è realizzata, sembra quasi impensabile che nel 1958 avessero fatto una roba di questo tipo. È stupendo. Esatto. Comunque, è stata realizzata questa struttura in occasione dell'Expo Universale di Bruxelles e rappresenta un cristallo di ferro ingrandito 165 miliardi di volte. Un cristallo di ferro? Sì, un atomo di ferro. Ah, ok. Ah, sì, dai, madonna, cosa sei? Un chimico, biologo, sì, esatto. astronauta? Era il simbolo del progresso scientifico e della fiducia nel futuro nel dopoguerra. Doveva essere temporaneo, ma è diventato così iconico che oggi è uno dei simboli più riconoscibili della città. Infatti mi sono portato a casa anche la calamita io. A forma Tanta di roba. atomium. Anche perché adesso, se avete un attimo di tempo, lasciate attivo il nostro video che nel frattempo noi parliamo. Esatto. Però andatevi a guardare anche su internet una foto, così capite di che cosa stiamo parlando. Esatto, ma secondo me immaginano, cioè nelle foto dei libri di storia è facile No, averlo Minogo mai visto. No, io sì che l'ho visto. Ma dove? Sì. Ma No. che cazzo? Nella parte finale dei libri.
che non arrivavamo mai comunque. Sì, tra l'altro. Vabbè, lasciamo stare. No, comunque la cosa divertente e interessante... Sì, cos'è divertente? Cos'è divertente? Dimmi, Mamma dai. ti... È solo perché non va bene la violenza, dai, ma vai. se no ti avrei dato un... Dai. È che si può entrare dentro alle sfere. E che Ah. cosa c'è dentro le sfere? Dai, che sei tanto bravo, dai. Giochi di luci e anche la storia dell'Expo. Giochi di luci e di cos'altro? Laser. Suoni anche. Ah, giusto, vero. Ci sono tutte luci e suoni che vanno a tempo di musica. Bello. Sembra di essere in una disco music. Ma parlando di cibo, abbiamo parlato di patatine, Yeah. ma io adesso voglio sapere se ti è piaciuto quel ristorante dove siamo andati a mangiare. Quale, scusa? Il Mauriziano. Allora, questo io non ti interrompo, voglio che lo racconti tu. Allora, altra fregatura a cui dovete stare bene attenti, ragazzi. Beh, aspetta, lo dico io. No, voglio dire una cosa. Allora, mi lasci finire un attimino? fate attenzione perché a Bruxelles è pieno di cultura generale, ok? Cultura generale? Cosa vuol Sì, dire? nel senso che Spiegati. nel senso che potete trovare ristoranti. Multietnici si chiamano. Ok, scusate. Allora vai tu. Sì, è meglio, faccio io che sono più brava sicuramente, guarda. Allora, a Bruxelles, come anticipava Mattia, è ricco di ristoranti multietnici, quindi vi potete trovare il classico, ovviamente la classica cucina belga, affiancata a cinese, giapponese, coreano, sudasiatico, sudafricano, americano. Ma smetti di guardarmi, guarda la telecamera. Ma io guardo tu perché sei bellissima, sei la mia musa ispiratrice, il mio muso ispiratore. Ai, 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 ai. E... il mio muso ispiratore. Ti fa ridere? E niente, allora io gli ho detto a Mattia, amore, io questa sera voglio mangiare tipico belgo. Belgo? No. Tipico. Cucina tipica belga. Esatto. E sì, amore, ti porto io in un posto perfetto, tipico. Entriamo, ma su Google Maps c'era scritto cucina tipica belga, anche sulla tenda fuori dal ristorante c'era scritto cucina tipica belga. E Allora invece? noi altri entriamo, noi siamo entrati, entriamo, ci sediamo al tavolo, a menù. A che era la cucina tipica mauriziana. Esatto, della Che lì per Mauritius. lì ho detto, ma che cacchio è sta roba? C'era la cucina tipica mauriziana, delle Mauritius, e lì per lì ho detto, ma cos'è sta roba? Cos'è? E cosa abbiamo mangiato? Allora, abbiamo mangiato un antipasto a testa, mi ricordo, e dopo Che abbiamo cos'era? Polpo? Sì, ma con un sacco condito con un sacco di salse strane, No, dolci. io non lo rimangerei. Allora, secondo me deve piacere quella tipologia di cucina lì. Diciamo che forse lo rimangerei non con meno 10 gradi come a Bruxelles, bensì nel mare delle isole Mauritius, sulla spiaggia in riva al mare. Allora, infatti ti dico, quello che abbiamo mangiato era tipicamente, secondo me, un piatto, dei piatti erano freschi. Estivi. E infatti c'era questo polpo condito con queste salse molto dolcine e anche a te, ovvio che a te non ti è piaciuto, cioè, tu adori le cose salate, figurati se ti piace l'insalata di polpo con cosa c'era al miele, tipo che ne so. No, papaya. Esatto, cioè quelle sono piatti tipici estivi, insomma. Estivi. Vabbè, amore, prossimo viaggio. Mauritius. Andiamo alle Mauritius. Ma se neanche ti è piaciuta, cosa mangi? Acqua? Noci di cog? Acqua salata, così dopo vomito. Vabbè, quindi stare bene attenti al ristorante che si sceglie, perché magari c'è scritto cucina tipica belga. Ok, andiamo avanti. Ambulanza. Ambulanza.
Ok? E però posso dire che il giorno dopo ci siamo rifatti alle marmiton con le cozze, le crocchette di granchio grigio. Allora, No, guarda, io li ho amati. buono, No, io ho amato. ma il pesce l'ho mangiato molto più buono qua da noi. Eh? Eh sì. Cioè, tu vuoi dirmi che là, a Bruxelles, hai mangiato il pesce più buono della tua vita? Ma guarda che là le cozze sono tipiche. Ho capito, ma io qua le ho mangiate in posti che erano molto più buone qua da noi. Sì. Però sì, molto buone. Molto buone. Cioè, per ci carità. ritornerei. Certo. E dopo abbiamo deciso che il dolcetto volevamo mangiarcelo alla Maison d'Antoine. I waffle, abbiamo detto ragazzi, andiamo in Belgio, non ci mangiamo un po' di waffle. Perché per chi non lo sapesse, i waffle sono tipici proprio del Belgio. Fregatura anche qua. Questa è stata forse la più grande fregatura. Le waffle? Sì, da Maison d'Antoine. Sì. Ma cosa avevano? Tipo anche le fragole, ma non sapevano. Era un waffle con gelato tipo alla vaniglia o alla crema, adesso non ricordo, uno dei due perché era giallo. Crumiri col gelato. Crumiri col gelato e fragoline. Che non sapevano da fragola. Ma neanche il waffle aveva tutto sto gran gusto. Vabbè, insomma, ho capito che a me in realtà il waffle, anche qua da noi quando lo fanno, non mi piace, quindi ho trovato un piatto che effettivamente non mi piace, il waffle. Ah no, pian col faian. Piano col fazzano. Fazzano. No, a me non piace, mi dispiace. No, a me piace se è ben fatto. Che stai facendo? I piedi a ballerina. No, una ballerina. Sì, quelli messi così. Ascoltami, ma quindi riassumendo, 48 ore a Bruxelles bastano o no? Sì. Bastano? 48 più 12 cosa fa? 3 giorni. No, No. 2 giorni e mezzo. 2 giorni e mezzo. Però 48 più 12 cosa No, fa? non lo so, dai. 48 più 12. Allora, 2 fa 50. 50 esatto, sì. 50 esatti. Siamo bravi in matematica. No. Ah, me lo fa 50. Come no? Ah, 48. Scusa, io avevo contato 38. 40. Fa 60. Ah, ok. Fa Ma 60. no, dopo non vedo l'ora di vedere quando le dici con la convincenza. Detta anche convinzione. Mi so Drio morire dalla spira e sto braccio. Sta puntata è delirium. Delirium, ma che è la birra? Delirium, ma perché si chiamava birra Delirium, non so se l'abbiamo detto, vabbè. Sì, l'avevi detto. Me ne frega. Bene. Allora, no, secondo me invece sarebbero perfetti 3 giorni perché io sarei voluta andare anche a Bruges, che non so come si pronunci. Vabbè, allora a Bruxelles bastano 2 giorni. Sì, Se vuoi piano, col fazzano. col fazzano, perché noi non siamo andati al Parlamento europeo. Smettila, basta, no, basta. Basta. No, ok. Ah, no, è vero. Il Parlamento non siamo andati a vedere perché era chiuso. Perché loro non lavorano di sabato e domenica, non so se lo sapete, però loro sono a casa di sabato e domenica. E quindi... E noi li paghiamo intanto, vabbè, bastardi. questo è un altro discorso che è meglio chiudere ancora prima di aprirlo. Ecco. Bastardi. Ok. Vabbè, e ascolta, io avevo preparato un po' di curiosità Ok. su Bruxelles e anche sul Belgio. Le prendiamo e le leggiamo una a testa. Vai, dai, vai. Bruxelles è ufficialmente bilingue, francese e fiammingo, che abbiamo scoperto essere un simil olandese. Ma nella pratica sentirai in realtà parlare tantissimo inglese. Sì, perché come vi dicevo è multiculturale come paese, multietnico. Sì, anche perché comunque è il cuore politico dell'Unione Europea. Esatto. Vai, seconda curiosità. Another curiosity? Orca. L'hai detta, In inglese? No. Orca. Chi è che ha la R moscia qua da noi in Veneto? Quelli Lì. di Venezia. Esatto, orco. Vabbè. Orca. Il Belgio ha una delle culture birrarie più ricche al mondo. Alcune birre sono prodotte ancora nei monasteri dei monaci, seguendo ricette secolari. Orca. Ne posso leggere un'altra? No, siamo internati.
La Grand Place Ok, che è la cos'è? piazza principale di Bruxelles. È patrimonio UNESCO ed è considerata una delle piazze più belle d'Europa. E dal vivo capisci davvero perché. È bella, sì, è vero. Soprattutto con la neve, come l'abbiamo vista noi. Esatto. Il Belgio, ragazzi, è uno dei pochi paesi al mondo dove il fumetto è considerato una vera forma d'arte. Non lo sapevo questo. Ecco, per gli amanti dei fumetti, a Bruxelles ci sono anche dei musei sui fumetti. Ok. Noi però, vabbè, siccome non ci Non siamo amanti, Sì, quindi esatto, esatto. essendo che siamo stati lì poco, non siamo andati in quei musei. Però per chi è amante, ci posso... Topperia. sì. C'è anche il museo della birra e anche il museo delle patate fritte. Ok. Ultima curiosità. Bruxelles è anche la capitale mondiale del cioccolato artigianale. Ok. Ci sono più di 2000 chocolatier Make sense. nel paese. Non è solo buono, è proprio cultura. È proprio cultura. Ma pensa un po', ma pensa un po'. E ora, ragazzo mio, è il tuo momento. Ora, ragazzi, è il mio momento. Qual è il mio momento? Dillo tu. Ciacoroscopo. Ciacoroscopo. Bene ragazzi, col ciacoroscopo scoprirete qual è il segno zodiacale più fortunato delle prossime 2 settimane a partire da oggi che ascoltate questa puntata. Provi a indovinare qual è il segno zodiacale più fortunato? Perché ne so io? Indovina, ce ne sono Ma 12. cosa sono un'astronoma? No, ma intanto non è un'astronoma, ma è un'astrologa. Vabbè. Spara. Secondo te qual è? Spero che sia gemelli, che sono io. No, assolutamente no, mi dispiace. Ovvio, figurati. Un anno che andiamo avanti e il tuo segno non è ancora fortunato. Zero, mai. Ma infatti vedo. Esatto. Cioè, si vede. Esatto. Comunque, il segno più fortunato, ragazzi, è il toro. Il toro è già parecchie volte che esce fuori. È parecchio comunque. fortunato sto toro. Peccato Sì. che non sono nata. Beh, ma dopo. No. No. Venere entra in una posizione favorevole e porta stabilità, piacere e voglia di godersi o godersi? Godersi. E voglia di godersi le cose belle, tipo viaggi, cibo e momenti lenti ma intensi. Periodo perfetto per concedersi una pausa, organizzare un weekend fuori, basta che non sia a Bruxelles, o vivere, sto scherzando, o vivere esperienze sensoriali forti. Grandi connessioni con tutto ciò che è concreto come buon cibo, comfort e nuove scoperte. In sintesi, se sei toro, questo è il momento ideale per partire e mangiare benissimo senza sensi di colpa. Detto ciò, Detto ciò, good luck per i toreri. esattamente, la puntata è finita. Speriamo che vi sia piaciuta. Come sempre vi ricordiamo recensioni, commenti, condivisioni e via dicendo. Se andate a Bruxelles, mi raccomando, salvatevi questa puntata che vi potrà essere utile. Esatto, se avete bisogno di suggerimenti, consigli, scriveteci che noi restiamo disponibili H24. Anche di notte. Non è vero? Non è vero? E volevamo chiudere la puntata con una domanda Ok, che voi ci dovrete ovviamente dare risposta nei vostri... nei nostri commenti. Esatto. Alla quale voi dovrete dare risposta nei nostri commenti. Brava, la scelta giusta. Raccontateci qual è stata la vostra più grande delusione da turisti. Quindi quella volta che eravate in viaggio e che avete scelto di andare in un museo, in un ristorante, in una spiaggia, qualcosa del genere. E avete siete- detto che schifo. Sono rimasto deluso. Sono rimasto deluso. Detto ciò, ragazzi, vi ringraziamo per averci ascoltato e noi, come sempre, concludiamo le puntate con il nostro meraviglioso Zin Zin. Sin a noi, a voi e a Ciacoette. E a Bruxelles.